Una ventina i profughi in Settina Vittorio Veneto, quelli ospitati da oltre un anno al CEIS, che davanti al municipio hanno chiesto di ottenere la residenza. Il motivo per cui sono qui a manifestare oggi è legato alla richiesta della carta d'identità e quindi della residenza per andare a ottenere la carta d'identità e anche di capire quali sono le tempistiche della Commissione. Commission is now, according to them, it is blocked. They are not given commission. Una delle cose su cui dobbiamo protestare è che i doveri delle commissioni, cioè le commissioni attualmente sono lentissime, sono bloccate per loro. 5 di loro, pur avendo ottenuto il permesso di rifugiati da Gorizia, avrebbero perso ogni tipo di tutela dalla prefettura e dal CES di Vittorio Veneto, ritrovandosi sulla strada senza un tetto dove dormire né cibo, senza nulla. Pur essendo profughi certificati, sono meno tutelati dei richiedenti asilo e rischiano di finire per strada e quindi la situazione è che loro stanno chiedendo la residenza proprio perché vogliono essere cittadini. La protesta pacifica ha terminato all'ufficio anagrafe, dove hanno ritirato i moduli per ottenere la residenza, considerato che secondo norme di legge dopo 3 mesi di idoneità alloggiativa certificata dalla prefettura ne avrebbero diritto. Richiesta tuttavia ritenuta incompleta dall'impiegato comunale, per la quale sarebbe necessaria anche la dichiarazione di Don Gigetto, direttore del CEIS.